La soletta degli sci che solca la neve battuta, cercando di percorrere il tracciato migliore per ottenere quel benedetto tempo più basso. Quante volte Marco degli Uomini avrà sentito quel rumore nel silenzio della concentrazione dei tanti allenamenti sostenuti, una discesa sulla pista 2 del Monte Zoncolan come tante altre, coltivando quell'emozione di essere apripista all'imminente gara di Super G. Non poteva mai pensare Marco che invece una manovra difettosa lo avrebbe portato a fare quel volo di 70 metri a quella rovinosa caduta che si è trasformata il mattino seguente in ospedale nella peggiore delle tragedie. Tolmezzo si è svegliata con il gelo nel cuore perché Marco, lo sportivo, lo sciatore, ma soprattutto il ragazzo, non c'era più. Beh, diciamo che tutta la comunità è rimasta senza parole davanti a questo evento. Marco era uno sportivo, conosciuto come uno sportivo a 360 gradi, sciatore di livello, ecco, affiliato a una società molto conosciuta, un'eccellenza del territorio per quanto riguarda i settori giovanili, proprio negli sport invernali. Il silenzio ha pervaso tutta la cittadina montana perché a quell'età morire mentre si fa la cosa che si ha più a cuore non dovrebbe essere permesso, con il dolore aggiuntivo per la madre di aver sentito la chiamata di Marco che le diceva come si fosse fatto male cadendo, non immaginando che da lì in poi la situazione sarebbe precipitata. E capacitarsi del lutto che ha investito la comunità è davvero un compito troppo difficile. Diciamo che non ce ne siamo fatti nessuno a oggi una ragione, penso che di interpretare, oltre che il pensiero dell'amministrazione che rappresento, che farà in modo di essere tutta presente alle celebrazioni, come è giusto che sia, di interpretare il pensiero di una comunità che a oggi, che a ieri e oggi è ancora senza parole davanti a questa cosa. Ecco.